Bisognerà rifare l'appalto per il recupero del Palacongressi di Agrigento dopo il reclamo presentato da una ditta. Questo ovviamente comporta un ulteriore prolungamento dei tempi per riconsegnare alla città la struttura del villaggio Mosè, fiore all'occhiello per tanti anni. Ad aggiudicarsi la gara per i lavori di manutenzione era stata una ditta romana, a presentare ricorso invece una impresa del palermitano. Il progetto del Parco archeologico Valle dei Templi prevede il ripristino di tutti gli impianti. Bisognerà poi lavorare per evitare il problema delle infiltrazioni. Il costo complessivo dell'opera è di 400.000 euro. Quello che la gente si attende è di riavere finalmente disponibile il Palacongressi, un luogo altamente qualificato e prestigioso per lo svolgimento anche di spettacoli, così come avvenne per una edizione della sagra del Mandorlo in fiore. Intanto, in attesa che inizino i lavori di manutenzione, è urgente intervenire nell'area circostante la struttura per un'attenta bonifica del sito sepolto dalle sterpaglie e dalle erbacce. Uno spettacolo davvero indecente. Come gli stessi cittadini del villaggio Mosè fanno notare, c'è il rischio concreto che un incendio agevolato magari dal caldo possa seriamente compromettere l'edificio, considerato l'ammasso davvero enorme di sterpaglie che si notano dal viale Leonardo Sciascia.